Presentato ieri pomeriggio presso la Biblioteca di Paceco il libro di Salvatore Mugno, I carnefici di Sicilia, chi erano e come vivevano i boia dell'Ottocento. Il servizio. Un approfondito lavoro di ricerca storica ricostruisce in parte il mondo giudiziario e delle esecuzioni penali nella Sicilia dell'Ottocento. Mugno, nel suo scritto, presentato insieme al giornalista e scrittore Maurizio Macaluso, consente al lettore di guardare al mondo con gli occhi dei carnefici siciliani, ricostruendo uno spaccato storico, sociale e culturale in una prospettiva totalmente inedita. Nel corso della presentazione, Macaluso ha chiesto a Mugno quali fossero i metodi e i criteri di arruolamento dei boia, una professione non certo invidiabile. Scopriamo così che alcuni carnefici provenivano da quelle stesse celle in cui erano ristretti i condannati a morte. Fare un po' di soldi e potersi muovere e se andava bene anche tentare la fuga. Penso che fossero queste principalmente le ragioni. Difficilmente c'erano ragioni di altra natura. Mi è capitato soltanto un caso di un candidato carnefice che non era un carcerato. Non so per che fine abbia fatto questo tizio, perché c'è stata una selezione a un certo punto, un 5-6 personaggi, tra questi ce n'era uno che non era in carcere, quindi è un caso abbastanza singolare. Quindi questo signore andrebbe ricercato e chiedergli: ma tu come mai avevi questa vocazione? Però per il resto erano persone che erano in carcere, quindi si collega, per quelli che lo chiedevano volontariamente, insomma, di essere selezionati, erano spinti per lo più, penso, da questo. Poi certo, vivendo in carcere è anche facile immaginare che sono persone un po' anche avvezze alla violenza, a vedere di tutto, a subire di tutto, e quindi forse magari ad affrontare queste cose con meno difficoltà di quella che potrebbe essere per una difficoltà, diciamo, per un uomo che è libero, che non ha vissuto di quelle esperienze.